Sabato 16 aprile 2011 ci troviamo al Museo Civico di Bassano del Grappa e stiamo per partecipare al Gran Galà dell'Asparago Bianco di Bassano DOP, con ospiti e madrine di eccezione. Amici di Via Vai TV Online, ospite d'eccezione Francesca Cavallin, un'attrice che conoscerete sicuramente sullo schermo televisivo, tante fiction. Allora Francesca, chiediamo, sarebbe bello fare una fiction sul nostro territorio veneto? Buongiorno innanzitutto. Come no, anzi io devo dire che più di una volta mi sono fatta sostenitrice proprio di questo, nel senso che trovo che il Veneto come regione, e quindi anche con le sue specificità dal punto di vista culturale, artistico, enogastronomico, non sia abbastanza divulgata nella televisione italiana, soprattutto per quanto riguarda la fiction. E per questo secondo me un'idea potrebbe essere proprio quella di un investimento da parte della regione, come l'hanno fatto altre regioni in Italia, in una film commission, il che significa creare appunto dei prodotti cinematografici o appunto televisivi di fiction che descrivano questo territorio, perché non è molto narrato se ci pensiamo, no? In televisione o appunto al cinema, a parte Venezia, ma voglio dire, secondo me sarebbe bello anche riscoprire l'entroterra veneto, che è meraviglioso. Quindi perché no, investire in questo per riuscire a descrivere un'altra realtà. Siccome, ripeto, altre regioni l'hanno fatto, facciamolo. Quindi sarebbe un'ottima proposta anche per uscire un po' dallo stereotipo, perché effettivamente magari il Veneto nostro è sempre visto come la figura del Veneto un po' così, però non si tratta di tutto quello che è il patrimonio veneto. E allora l'ultima domanda è d'obbligo. Francesca Cavallin, l'Asparago di Bassano DOP, qual è questo rapporto d'elezione, immagino, perché appunto essendo bassanese? Ma per me è la mia infanzia, chiaramente, cioè io sono cresciuta sapendo che a primavera si mangia l'asparago e tra l'altro questo secondo me oggi tra l'altro è un valore grandissimo, perché il fatto di recuperare la stagionalità dei prodotti che mangiamo trovo che sia un valore controcorrente ma di grandissimo interesse, perché è bello aspettare il momento in cui è quel momento dell'anno in cui puoi gustare questo tipo di prodotto, e io continuo a farlo nonostante io non viva più a Bassano, ma viva tra Roma e Milano, e costringo i miei genitori a portarmi gli asparagi, per cui sono proprio malata ma perché chiaramente fa parte di quel retaggio, no? Di quella cultura che io ho formato qui, e che per me cultura ha un senso molto ampio, non è soltanto gli studi che ho fatto, ma è anche il territorio in cui ho vissuto e i prodotti che lo caratterizzano, e che a me tra l'altro piace regalare agli altri, perché quando mi capita di essere a Roma, Milano eccetera, organizzo, quando mia madre gentilmente o io vengo su a Bassano, mi porto giù degli asparagi, mi piace proprio regalare ad altri questo gusto che fa parte veramente della mia storia, della mia cultura e di quando io ero bambina, per cui per me è una gioia sempre. Ringraziamo allora Francesca Cavallin, che come madrina decisamente non si poteva trovare di meglio. Grazie mille. Grazie, un ciao a tutti, grazie. Siamo con l'assessore Elena Donazzan e stiamo parlando di asparago bianco di Bassano DOP. Allora assessore, territorio, prodotti così particolari, come fare per mantenerli circoscritti ma anche per portarli fuori in tutto il mondo? Oggi è un binomio, necessario per riuscire intanto a valorizzare un territorio, a mantenere alcuni prodotti che altrimenti potrebbero sparire, perché le grandi regole del commercio, sembrerebbero penalizzare dei prodotti di nicchia. Qui abbiamo la forza di avere un marchio di denominazione di origine protetta. È il massimo del livello che la Comunità Europea garantisce per un prodotto che deve essere un prodotto storico, che deve essere un prodotto controllato, che deve essere anche frutto di una storicità che significa anche cultura, non solo gli elementi
elementi, diciamo, della salubrità di un prodotto. Questa è una condizione necessaria. Ecco, l'asparago bianco di Bassano DOP rappresenta tutto questo e rappresenta anche una forza, sempre di più oggi, per legarlo al turismo. Oggi noi ci spostiamo per andare a mangiare e bere e vivere bene, quindi è un binomio fortunato. Esatto, abbiamo visto per esempio il Veneto con l'ultimo Vinitaly che si è appena concluso essere quasi al sorpasso sui vini anche della Francia e quindi è una regione che ci sta dando veramente grandi soddisfazioni per tutta l'enogastronomia. Ritiene insomma che faremo dei passi ancora avanti? Guardi, io le parlo anche da assessore al lavoro, in questo senso l'agroalimentare ha rappresentato un momento di tenuta rispetto ai tanti settori che sono andati in crisi e dall'altra parte il turismo è una delle forze che noi abbiamo sulle quali investiamo ancora troppo poco in termini di professionalità, in termini di marketing territoriale, in termini di accoglienza. Ecco, io credo che su queste due grandi forze noi si possa anche immaginare un futuro molto più roseo. Il Veneto ha le carte in regola, ma come tutta Italia. Nel mondo lo stile italiano è conosciuto come il bel buon vivere. Il tricolore, pensate, che è il terzo logo più conosciuto al mondo dopo la Coca-Cola, poi io bevo chinotto perché sono una nazionalista, la Visa, e il terzo logo è il Made in Italy. Allora investiamo su questo Made in Italy, è un modo veramente per farci conoscere ancora di più. Benissimo, grazie Assessore e a presto allora con l'asparago bianco di Bassano DOP. Siamo con il dottor Carlo Grandesso, agronomo che segue la parte pratica, posso dire così, dell'asparago bianco di Bassano DOP. Allora, a che punto siamo con la stagione e con la produttività delle varie colture? Sì, è iniziata una stagione fantastica nei confronti dell'anno scorso, che invece era stata abbastanza penalizzante dovuta a grandinate, freddi, eccetera. Quest'anno la produzione è esplosa, ha una qualità organolettica il prodotto che è eccezionale, ha avuto anche un picco di produzione, adesso leggermente rallentato dall'abbassamento di temperatura, però il prodotto è veramente ottimo. Benissimo, allora rassicuriamo tutti i consumatori, l'asparago ci sarà fino a che periodo riusciremo ad averlo? Beh, con questo leggero rallentamento dovuto, come le dicevo, alle condizioni climatiche, io presumo che la produzione di asparago si protrarrà sicuramente per un altro mese. Abbiamo il vice sindaco di Bassano del Grappa Carlo Ferraro, siamo all'interno del Museo Civico di Bassano del Grappa e a lui chiediamo quante e quali sono le iniziative previste in futuro, perché sono veramente molte. In effetti in questo periodo, diciamo che è un periodo felice per Bassano perché ci sono molte iniziative. Naturalmente a cominciare da quelle culturali, noi siamo nel periodo dei festeggiamenti, delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita di Jacopo Bassano, dunque abbiamo appena tenuto un convegno internazionale di alto livello con 50 tra i più grandi studiosi di Jacopo, si è tenuto qui a Bassano e anche a Padova. Sono stati 4 giorni molto intensi di dibattiti, e insieme ai quali abbiamo fatto anche uno studio scientifico di alto livello con Bassano e Raggi X, per cui i dipinti di Jacopo, dei figli e della scuola sono stati analizzati ai Raggi X, dove si è potuto analizzare gli stili, i metodi, anche i ripensamenti di Jacopo in corso d'opera, una cosa estremamente interessante certamente da un punto di vista scientifico. In più abbiamo anche in corso, stiamo tenendo la seconda biennale dell'incisione, perché l'altro genio loci di Bassano è Remondini, e quindi abbiamo l'incisione della biennale di incisione appunto, e insieme la mostra personale della prima vincitrice, la signora dell'incisione, cioè Giancarla Frare. È un periodo molto intenso. Oggi siamo qui all'interno di questo museo, quindi di un'eccellenza del territorio, per ospitare un'altra eccellenza che è quella dell'asparago bianco. Il connubio è un po' azzardato, ma è positivo, è buono, perché appunto quello che conta poi alla fin fine è dare un'immagine del territorio che renda quello che effettivamente il territorio è. Benissimo, grazie allora vice sindaco e continuiamo così su questa strada. Grazie a voi.